Buongiorno carissimi, carissime. Oggi vorrei leggervi un paio di favolette prese da questo libro di Gianni Rodari, Favole al telefono. Perché favole al telefono? Perché queste sono favole che un papà racconta alla sua bambina al telefono. Al telefono perché questo papà è un rappresentante, gira per tutta Italia, è molto poco a casa e quindi tutte le sere dalla città dove si trova chiama a casa, parla con la sua bambina e tutte le sere le racconta una favola. E la favola che vi leggo oggi è Il palazzo da rompere. Sono tutte favolette allegre, divertenti, spero che vi piacciono. Bene, il palazzo da rompere. Una volta, a Busto Arsizio, la gente era preoccupata perché i bambini rompevano tutto. Non parliamo delle suole delle scarpe, dei pantaloni e delle cartelle scolastiche. Rompevano i vetri giocando alla palla, rompevano i piatti a tavola e i bicchieri al bar e non rompevano i muri solo perché non avevano martelli a disposizione. I genitori non sapevano più cosa fare e cosa dire e si rivolsero al sindaco. Mettiamo una multa, propose il sindaco. Grazie tante, esclamarono i genitori, e poi la paghiamo con i cocci. Per fortuna, da quelle parti ci sono molti ragionieri. Ce n'è uno ogni 3 persone e tutti ragionano benissimo. Meglio di tutti ragionava il ragionier Gamberoni, un vecchio signore che aveva molti nipoti e quindi, in fatto di cocci, aveva una vasta esperienza. Egli prese carta e matita e fece il conto dei danni che i bambini di Busto Arsizio cagionavano fracassando tanta bella e buona roba a quel modo. Risultò una somma spaventevole. Con la metà di questa somma, dimostrò il ragionier Gamberoni, possiamo costruire un palazzo da rompere e obbligare i bambini a farlo a pezzi. Se non guariscono con questo sistema, non guariscono più. La proposta fu accettata. Il palazzo fu costruito in 448. Era alto 7 piani, aveva 99 stanze. Ogni stanza era piena di mobili e ogni mobile zeppo di stoviglie e soprammobili, senza contare gli specchi e i rubinetti. Il giorno dell'inaugurazione a tutti i bambini venne consegnato un martello e a un segnale del sindaco le porte del palazzo da rompere furono spalancate. Peccato che la televisione non sia arrivata in tempo per trasmettere lo spettacolo. Chi l'ha visto con i suoi occhi e sentito con le sue orecchie assicura che pareva lo scoppio della terza guerra mondiale, mai non sia. I bambini passavano di stanza in stanza come l'esercito di Attila e fracassavano a martellate quanto incontravano sul loro cammino. I colpi si udivano in tutta la Lombardia e in mezza Svizzera. Bambini alti come la coda di un gatto si erano attaccati ad armadi grossi come incrociatori e li demolirono scrupolosamente fino a lasciare una montagna di truccioli. Infanti dell'asilo, belli e graziosi nei loro grembiulini rose e celesti, pestavano diligentemente i servizi da caffè, riducendoli in polvere finissima, con la quale si incipriavano il viso. Alla fine del primo giorno non era rimasto un bicchiere sano. Alla fine del secondo giorno scarseggiavano le sedie. Il terzo giorno i bambini affrontarono i muri, cominciando dall'ultimo piano. Ma quando furono arrivati al quarto, stanchi, morti e coperti di polvere come i soldati di Napoleone nel deserto,
piantarono baracca e burattini, tornarono a casa barcollando e andarono a letto senza cena. Ormai si erano davvero sfogati e non provavano più gusto a rompere nulla. Di colpo erano diventati delicati e leggeri come farfalle e avreste potuto farli giocare al calcio su un campo di bicchieri di cristallo, che non ne avrebbero scheggiato uno solo. Il ragionier Gamberoni fece i conti e dimostrò che la città di Bustarsizio aveva realizzato un risparmio di 2,5 milioni. Quello che restava in piedi del palazzo da rompere, il comune lasciò liberi i cittadini di farne quel che volevano. Allora si videro certi signori con cartella di cuoio e occhiali a lenti bifocali, magistrati, notai, consiglieri comunali, armarsi di martello e correre a demolire una parete o a smantellare una scala, picchiando tanto di gusto che ad ogni colpo si sentivano ringiovanire. Piuttosto che litigare con la moglie, dicevano allegramente, piuttosto di spaccare i portacenere e i piatti del servizio buono, regalo della zia Mirina, e giù martellate. Al ragionier Gamberoni, in segno di gratitudine, la città di Bustarsizio decretò una medaglia con un busto d'argento. Bene, adesso ve ne leggo un'altra storia che si intitola Una viola al Polo Nord. Una mattina, al Polo Nord, l'orso bianco fiutò nell'aria un odore insolito e lo fece notare all'orsa maggiore. L'orsa minore era la sua figlia. Che sia arrivata qualche spedizione? Furono invece gli orsacchiotti a trovare la viola. Era una piccola violetta mammola e tremava di freddo, ma continuava coraggiosamente a profumare l'aria, perché quello era il suo dovere. «Mamma, papà!» gridarono gli orsacchiotti. «Io l'avevo detto subito che c'era qualcosa di strano», fece osservare per prima cosa l'orso bianco alla famiglia. «E secondo me non è un pesce». «No, di sicuro», disse l'orsa maggiore, «ma non è nemmeno un uccello». «Hai ragione anche tu», disse l'orso, dopo averci pensato su un bel pezzo. Prima di sera si sparse per tutto il polo la notizia. Un piccolo, strano essere profumato di colore violetto era apparso nel deserto di ghiaccio. Si reggeva su una sola zampa e non si muoveva. A vedere la viola vennero foche e trichechi, vennero dalla Siberia le renne, dall'America i buoi muschiati e più di lontano ancora volpi bianche, lupi e gazze marine. Tutti ammiravano il fiore sconosciuto, il suo stelo tremante, tutti aspiravano il suo profumo. Ma ne restava sempre abbastanza per quelli che arrivavano ultimi ad annusare, ne restava sempre come prima. «Per mandare tanto profumo», disse una foca, «deve avere una riserva sotto il ghiaccio». «Io l'avevo detto subito», esclamò l'orso bianco, «che c'era sotto qualcosa». Non aveva detto proprio così, ma nessuno se ne ricordava. Un gabbiano, spedito al sud per raccogliere informazioni, tornò con la notizia che il piccolo essere profumato si chiamava Viola e che in certi paesi laggiù ce n'erano milioni. «Ne sappiamo quanto prima», osservò la foca. «Com'è che proprio questa Viola è arrivata proprio qui?» «Vi dirò tutto il mio pensiero. Mi sento alquanto perplessa». «Come ha detto che si sente?» domandò l'orso bianco a sua moglie. «Perplessa, cioè non sa che pesci pigliare». «Ecco», esclamò l'orso bianco, «proprio quello che penso anch'io». Quella notte corse per tutto il polo un pauroso scricchiolio.
I ghiacci eterni tremavano come vetri e in più punti si spaccarono. La violetta mandò un profumo più intenso, come se avesse deciso di sciogliere in una sola volta l'immenso deserto gelato, per trasformarlo in un mare azzurro e caldo o in un prato di velluto verde. Lo sforzo la esaurì. All'alba fu vista appassire, piegarsi sullo stelo, perdere il colore e la vita. Tradotto nelle nostre parole e nella nostra lingua, il suo ultimo pensiero deve essere stato pressappoco questo. Ecco, io muoio, ma bisognava pure che qualcuno cominciasse. Un giorno le viole giungeranno qui a milioni. I ghiacci si scioglieranno e qui ci saranno isole, case e bambini. Ecco amici, spero che vi siano piaciute queste due favole. La prossima volta ne leggiamo un altro paio. Auguro a tutti una bella giornata, una buona giornata, tanta serenità e vi mando un grande, grande, grande abbraccio. A presto.